Ti volevo ringraziare per la protezione a San Celeste. Spero che non terrete A problemi. te, Caruso. Ti va cercando Luca, è fuori di stadio. Riccica, stai venendo. Perché non ci manda un pizzino? Sei curiosa assai, Enzo. Se vuoi parlare ancora, incontriamoci in giardino. Non ti scantare. A nudo ciurico. Bene ragazzi, benvenuti in questo quarto episodio di Mafia The Old Country. Allora, è da capire la situazione, è da capire un attimino, Cioè, devono spiegazzare 2 secondi questa situazione qui perché è un po'... Ripicchiati, Samuele. È un po' particolare. Che ti poteva piacere. Ci dirò, signor Ciao. Allora, cosa facciamo? Ma qui abbiamo 2 robe da fare. O facciamo incazzare Luca andando da Isabella, oppure ce ne fottiamo il cazzo di Isabella e andiamo da Luca. Quando te ne vai Però... Come ti pare? Dobbiamo andare da Isabella, raga. Qui c'è sta Isabella. Permesso. Mi stava domandando se sapevi leggere. E ci provaste voi stesso? Certo che sì. Perché mi scriveste voi? Perché venisti, Enzo? Vi volevo domandare scusa. Per lasciare. Non aveva succedere. Ma tu stai bene? Sì, signora. È solo che... Che successe? Non è una cosa saggia. Vi renna così. Sapete, i gente parlano. È che potessero rere. Che è travagliare e basta. Lo sapete? Qua è vostro padre. E tu così, Enzo? È padrone magari dato vita a mio padre? Mi dispiace. Io... Oh. E tu che fai qua? A Luca ci cava. E un savirienno? Se cercare tu non tappa il tene, potesse essere l'ultima cosa che fai, eh? O capissi? Vostro padre vi stava cercando. E non siete una ventana che campa su te i ponti. Mettetevi i Skype. Abbiamo fatto la cazzata. Ai ai ai. E mo? Mo sono cazzi. Perché con tutti quelli che potevamo incontrare la persona sbagliata. No, chi da con pelo rosso, chi da con due belle mine. Romina, so padre avvocato, Lo capivo. Ma che con la legge ficcare? No, ma chi da spia a te? Appena ti sente parlare, chi da se ne fuori? Minchione. Oh, o meglio fantini tutta la Sicilia. Ma chi se chi che aspettava? E da maci ce la facciamo chi spala mia da ora. Oh, per caffenza stai bene un rattozzio, la famiglia e magari tuo culo. Sono meritore canciare aria. Se già ci piace. Non ne ne state anno. Non tu risi ci offre protezione a gente ruo posto. Di tante cose e magari ramara su te. Sta protezione costa manca a dirlo, perciò stiamo a riscuotere. E io che avessi a fare?
Certe volte ci sono clienti non troppo ben disposti e noi dobbiamo Darci una lezione. a riguardarci il loro debiti. E una pari mani su vecchio ripescano meglio a memoria. Non ti dare pena. Rappa è buono lo occhi e ascolta. E poi chi c'hai? Ha avuto che fare? Muovete, cosa inutile. Ma sentilo sto cazzaro, aspetta ordine. Amone, Luca ci ha preso in simpatia. Cesare... Cesare mi sa che è tipo il figlio di Tino, da quel che ho capito. Alia e insegna. Bello, Casa, guarda che bella casa, Forza, fatta perciò a bene. te. Perciò Cesare è un po' il... Piacere. Salutiamo. come dire... Guardate, ci penso io ai cavalli. Mio padre è in Obaglio. Bravo. Grazie. È un po' tipo il cagacazzo della famiglia. Attenzione, i briganti sono all'opera. Aia. Mi stai cercando, signor Trapani? Minchia, manco si stava aspettando che ve ne vorrei. Stai muto. Sui cabellotti rodoni, se ne saranno buone. Se tranquillità dovesse appare oro. Gianluca, che piacere vedervi. Marco, tutto a Ah, è posto? Gianluca, non è Luca e Vecchio basta. chino in rullura. E a E me questo è figlio tipo ci mio piace più padre, vivere cioè, che bellissimo. travagliare. Ma alla fine non ne potremo lamentare. Però la farà ragionare. Non è che tu potrà vagliare a così assai. Rullura a paite l'affare... come vanno? La levi maturano e facciamo piccioli. A sto proposito, Ci sono problemi? cosa vi sa rischiare? Questa è terra Rudon, Buono. Sanno a trovarmi. e certo. E portateci i miei ossequi a Don Torrisi. Cacietto. Cesare, Enzo. Amoni. Abbiamo avuto travaglio. Beh, però vedi, c'è gente che apprezza, dice cazzo, lui mi sta dando dalle terre dove posso fare soldi. È giusto che... Che succede? Ah, monta sul... Ah, tranquilli, tranquilli, tranquilli! Ci sono qua, tranquilli, andiamo? Seguo voi, io sto zitto, tranquillo, mi faccio i cazzi miei. Giù. Buongiorno. Allora già siamo. A così pare, Caruso. Prima tu. Prima io. E apriamo. Aspetta un minuto. Sto vedendo qua. Avevo un figlio. Non ci piace calare con il avanzaito, è piccerito, ma uno capava sempre. Perciò me ne fotto lasso fare. Un'altra volta. E allora? Come a fare? Lasciamoci fare rispetto in faccia a suo figlio. E dopo ci rinfreschiamo la memoria sui suo dovere. La tua è scarica. State molto mentre caparra. E dopo? Ce la fa a bere. Buona così. Poi, siamo nenne. Azza. E adesso ce l'abbiamo pure Signor noi. Raffini. Signor Trapani, ma che piacevole sorpresa! Amone, con una sorpresa sappiamo tutte roe. Ma secondo me può diventare piacevole. Che sta succedendo, papà? Zitto te, stai nato un mese per niente, ne Don Torrese. Ma facetemi piacere, pigliatevi pure tutta la frutta che volete, che mi rispetta. Ti ringrazio. Ma non tutte cose direttamente alla tenuta. Ma sogno capire i piccioli che hanno a dare. Non è la prima volta. E lo sa che la donna travaglia sempre per tia. Come già vi disse l'altra volta, a me non mi serve la protezione. I tragedi arrivano quando non l'aspettamo. Non si sa mai. Io ti consiglio di pagare. Troppo gentile. Ma ci volessi pensare io, è questione mia. Buono. Allora per adesso ne mano come compare qua. Enzo, Ah, vero mi volete sparare? Per 50 lire? Speriamo con Abe. Pensate, non so costate per fare! Paiele e basta, papà. a tuo figlio c'è camino ci rivedo. Dovesse essere fiero. Vediamo se un picciotto ci piace, Caruso. Ma perché? Se proprio l'avete a puntare, puntatela con C mia! Inchia l'eroe. Pagate non so capite a pare e ne andiamo tranquille. Ma perché Cesare mi sembra Davi? Ho capì. I piccioli sono regio. Datemi un minuto che vi piglio. Non ti preoccupare. I piglia Enzo. 10, 20, 30. Io state alle annate. Oh, zittete. 10, Mi state facendo scoppiare un ci 20, 30. Eccoci qua. Soltanto 200.
Era 2000. Oh, i picciole l'aio. Ne piaceo? Assai. E i piccoli vi pigliastevo. Ora ti venne. È sempre un piacere, come al solito. E grazie ancora per la frutta. Ma raccomando, non va affocate. Mm. Che pezzo di merda. Proviamo proprio a terra e vedremo che sta succedendo. Brutto. Qui parte la rissa. Potremmo aspettare. Sto facendo sciopero. E avate. E parlare con tuo capo. Non ce ne so, capicca. Buono siamo. Che ne riesci di levarti una minchia prima che t'appizzo un picco nati, Aissa? Fai con comodo. A così manco ne tocca sponnare la poeta. A domani c'è pure un sui piccioli nostri, a due spacennato. Signor Banaio, rapete. Come? Luca Trapane. Buongiorno. A domani perdono per la confusione. Come potete vedere, la situazione ne scappò mano. Chi succede da fuori? Ne pigliai minatori colle e zolfo. Socialissima le rette. Non ci voleva credere, ma stanno scioperando. O sai come la pensa Don Torrisi di sciopere? Che problemi ci sono? Mi sa da un affare. A me non mi pagarono e io non posso pagare a Ed. Che è il suo problema? Ci pensavano altri prima che si aggrava. Qual è che comanna? Non scappedaro, Manuele. E dosso e parla assai. Lo conosce subito. Buono. Enzo, amone. Ah, Dio mio. Giusto che minchia s'ammucciò come un caca sotto cae. E secondo io la carina ne l'avesse a spaccare ne a voce. Se du coglione non ne esce i piccioli, a causa in tocco non se ne all'America o faccio arrivare. E chi sto co è ora? Manuele, è giusto? Ne conosciamo? No, ma conosciuto padrone che amico come capo. Don Torrisi. Me ne compiaccio. Naste parte non si sciopera, Manuele. Tu e i tuoi compari avete a tornare a travagliare. State creando problemi per tutti, magari per l'affare. Non me ne fotto dell'affare. Non c'è bisogno che fa così. Tornate a travagliare. Perché? Ma se no che fai? Io niente, ma mi compare qualche cosa da fa. Ma come ti piace a te? Oddio. Allora, stavolta non devo sbagliare. Schiva, ok, così paro. Boccia pagliare. A fondo. Colpo grosso, gli stacco la guardia. Oltre che un orecchio magari. Aia. A fondo. Para, ok. Bastardo. Vai di a fondo. Buono. Ok, ci siamo. Schiva. Spaccagli la guardia. Bastardo. Para. Buono così, vai. Che fa? Non parli più, eh? Gran figlia puttana. Oh, mi hai già trattato 3/4 di cazzo, eh. Vai che ti faccio diventare una pietra. Figlio mio. Tac, tac, tac. Schiva. Pronto? Schiva. Pezzo di merda 2. Attacchi dal cazzo. Parata. A fondo. Parata. Fendente. 2, 3. A fondo. Questo è l'ultimo. Sei stronzo. Ma con questo abbiamo finito. Ci avete taleare. Allora, Chi fa? Va a bloccare se vuoi. tornate a travagliare. La tua specie di rivoluzione finito. Pagate tutte ste minchia con tu c'ha a dare e mandare a fanculo. Certamente. E portateci mio ossequio a Don Torrisi. Ne vedremo la prossima mesata. Ed eccoci qua. Farmacia. Ma che bel paesino questo, va qua. Panetteria. Lei c'è tutto. Qui cos'è che abbiamo? Un'altra farmacia. Qui cos'è che abbiamo? Un'enoteca. Buono, è una sartoria. Bello. Giù. So poi tu gestiscono i galanti. Sanno tutto chi do casa e tutto chi do cane esce. I Giustamente. vecchi scendono le core di tutto il mondo e vanno ritte nei bar. E dei picciottori sopra.
Mace mia! Ah. Qua non sa chi picciolo. E non se lo danno in mano praticamente mai. Cioè, questi sono più cagacazzo. Verica chi sta amici nostri su, capisci? Tu stai muto che ti presento io. Leone, leone. Ma avete travagliato mai o ve ne state sempre aspettati a giocare? Oh, un momento. Minchia! Ne alleniamoci rivedo. Buono parlo per me, eh. Chi sta Enzo? Un bravo picciotto. Ne sta aiutando, esperto. Più aspetto di che sto qua, spero. Come a fare? Forza, ce la siamo. Franco, amone per l'amici nostri. Ah, mi dispiace, ma è tanticchia troppo leggera. Cesare è andato. Problemi? Ultimamente con le guardie facciamo difficoltà. Ci sono troppi controlli, occhio non è che. Un nuovo capo portò i suoi uomini per darci una mano. E i capimasci ci vanno le spade. Ma ricordarci come funzionano i quasi. Esatto, bravo. Potevamo fare qualche cosa più buona? L'ammanco è dovuto a una spedizione che fu portata alla dogana prima che ci arrivassimo noi oggi. Ci fu un cambio di personale. C'è un compratore. Buono. Ma c'è magari un piano? Secondo te? Guarda, con Leo. E senza fare buidello, capisci? E tu? Te ne stai a rasparire i coglioni? A ma parare a fare qua. Forza, amonin. Franco, ne rodavola. Manco ci avesse addomandato di venirla a scacciare a racina. Scopa. Amoni. Sei Enzo, giusto? Esatto. Eccoci qua. Piacere, Leo. Mi parlerò buono di te. Un depositore a dogana è da. Ti vitto palio. T'asperocchi, bravo. Eccoci qua. Madonna. A posto. Tasivo. Ah, faccio io da solo? Faccio va whisky. Cesare. Cesare. Cosa dici che arrivo? Whisky, è pure di qualità. Humphrey, direttamente da Empire Bay. Senza documenti. Cacetto, un carico è non un carrietto vicino al cancello principale. Potessimo squagliare una pari di bottiglie quando finiamo di travagliare. Che dice? Vi dovete levare. Riposate, compa. Ok, via un altro. Ok. Via una. Ok. E questo qui era l'ultimo. Ok. Eccolo. Un whisky. Trovato. Ora sa portare fuori. Non me lo dire. Mi compiaccio assai che ti è piaciuto Leone, ma veramente... No! No? Un venuto. Non mi pare uno che ha rifiutato un presente. Dico bene? Io sto per finire. Allora, ne andiamo. E meso che spezzolia. E c'ave pure avuto a che pensare più ora. Grazie. Vi ringrazio, signori. Signorina, Amone, whisky americano, l'unico pensiero più possibile. io faccio spostare a merce e poi domani per ogni picciole. Poi tale quando ce l'hai. Don Torrese te conosci. Ne vedremo, Leo. Amone, avevamo ancora che fare. Luca, Cesare, è stato un piacere, Enzo. Buono, buono, buono. Iniziano a farci conoscere anche un pochino in giro. Buona sta cosa. Ed eccoci arrivati anche qua. Ecco. La fichera. Qualche cosa che vi preoccupa. Hai detto che sono preoccupato. Per una notte fa, i ladri si pigliarono a me pompa e giaule che 99.
Un sacco di piccolettate nella monnezza. E chi sto mi dispiace? Io vi paio per proteggermi e voi non fate una minchia. Insomma. Io magari pensavo che Don Torrisi era numero 9, Ah. invece non è meglio di singhiasciate di criminali. Oh, ancora come pare? Zitto te. O compare per ragione. Ma chi minchia dici? In caffè che era? Da che banna se ne fuori l'altra? E io che ne saggio? Se ne acchianarono nei colline. Secondo me erano picciotti di Messina. Chi sto può essere? Ci pensavano altre. Di Messina. Guarda come sta correndo. Oh, placati. Luca, non fare il pazzo. Gianluca. Gianluca. Ah, ok. Che ti pare? Non schifi di masseria. Non c'è nodo. E o fumo. C'è qualche runo. Ci scommetto che è chi che stiamo cercando. O ferro. Oh, sì. A rubare ciò vecchio fichera. È come se rubassero a Don Turrisi. Non puoi essere. Quando finite va aspettare a casa di fichera. Lasciate tutto pulito. Si sta fidando di noi a tal punto da lasciarci un'arma. Già facessi la voce vuote? Sì, in caci hai tu. La difendo io, Cesare. Te con me, Anne. A tal punto da darci una pistola carica. Io mi volevo muovere un attimo. Tranquillo, che arriva pure Fettia. Ma se no, italiano. Come facciamo? Tu, pigliati chi da destra. Non faccio il pozzo. Io piglio chi da manca, ora toro fuoco. Va bene. Ha cominciato. Vedremo se ti squilla sta vita nella perriera. Che non riesco a tenere la mira dritta. Aiuto! Madonna, che mira di merda che c'hai, Cesare. Cioè, io faccio cagare, ma tu... No. No. Mamma mia. Oh, si spara benissimo. Peccato che non so sparare io. Aia. Ok. Ecco qua. Bravo, Sì, tutto a posto. Tu? Come che mi curavo? poi. Aiuto. Vedremo rincia. La pompa va a essere cara, qualche banda. Ricarichiamo. Oh! In gianno hai un neghiere. E a che ci sei, Beno? E che ne saccio io? Dovevamo da pompa e andiamo in nicca. Ecco. Il Sosca è un fucile serio. Tecca. Vediamo se t'affira con una cosa più grossa. Che è bello pesante, È bello potente. A cosa vai a essere? Che bello. Comunque sì, è Messina. Solo Messina. Ma qua È un brigante importante. Userà a mieta. E Ah, ti lascio una bassetta di alzati. Ma magari qualche cosa Ok. mi ha fatto pure io. Rifinito, così possiamo scassinare di nuovo. C'è un altro cote, così ce l'abbiamo di nuovo per dopo. Bende non ci servono, qui c'è un foglietto. Caccia una lista in nome. Ah, vai a essere una lista dei bersagli. Cristiani che i piccioli. Tu è che ha fatto i poverazzi che non c'hanno manco rolere. E scassiniamo sta porta. Voglio provare il pompa. No, sì, è un pompa? Non sto capendo. È un pollaio questo alla fine. Ma noi dobbiamo andare di qua. Carro. Non so perché ho riaperto la porta. Cesare. Che è già aperta. Hai Saban. Ah, eccola! A trovato. Amo nenne recca. Rapo cancello. Mi sono cagato per un attimo, aiuto. Allora, con questo. Magari riuscissi a prenderlo.
Ok, non c'è il wallbang. No. Ultimo colpo, devo fare almeno fuori uno. Ok. Ma posso saccheggiare le munizioni, fantastico. È vero che posso saccheggiare anche i corpi. Ma quanto sono? Aia, 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 aia. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Curati, curati, curati. Stavo per fare una stronzata allucinante. Guarda che bastardi. Tutte le munizioni. Via uno. Carica, carica, carica. Via 2. E anche questo è andato. Oh. Ah no, ho cambiato l'arma, non l'avevo cambiata. Ok. Saccheggiamo un po' di corpi, ne arrivano altri 3, li ho visti. Ok, uno. Questi non muoiono subito, sono stronzi. Ora faccio nascere io. E via un altro. Ma puoi su. Oddio. A me si picchia. Quanti cazzo erano? Mamma mia, faceva per tutti. Ah, ma lo devo fare solo io, giustamente. Minchia, quanto pesa. Aspetta, Che minchia fai, Cesare? tenelo fermo. Aia, sto panzone in miei dei ritassa sezza, ciao. Minchia! Se posso sapere che facesti, Cesare? Magari è d'oro. E poi ora non se ne fa più niente. Senti, certe volte ci sono situazioni che lo che mezzeo meglio che non sapere niente. Mi posso ferare? Va bene. Amore in ora. Prima che Luca pensa che hanno ammazzato. Oh! Hai stato bravo oggi. Per un'ora la perriera. Oh, casonno. Buono facisto, va pecciotti. Enzo, fiammati. E chi non so come rubarono? Sai chi so ieri? O signore Vopai. Don Torriso non era sempre i suoi impegni. E o signore ci pai a Don Torresi. Mi fa piacere che sistemiamo tutto quasi. $100 ne aspettano. Che decise, po? Un servizio... magari picca, eh. $100 è un prezzo di favore. Un grande favore. Vi ringrazio, compare Fechera. Ne vedremo mese che trasi. Mi facesse schifiare a Gebbac Side.